Telecronaca. Certo. Ma sei matto? No, Non so neanche parlare. anch'io. E ne ho già fatta una. No, no habla, no habla. Sei l'unico che posso maltrattare e costringere, quindi... Perché io qua nelle gerarchie sono in fondo, ma tu sei ancora più sotto. Ma cosa devo dire? Un po' di cose. Dire quello che succede. Ma non so neanche cosa succede. Allora, vieni Dai, qua. parlo solo se me lo chiedi, va bene? No, no. Allora, Facciamo così. tra poco... Tu mi scrivi le No, cose che devo dire, ok? non si sente già, vero? Non si sente già. Quando c'è? Chi si sente? Ci si sente, ottimo. Puoi spegnerlo un secondo? Facciamo che le esclamazioni tipo... Siamo tornati al palazzetto in Viale dell'Acquetta a Treviso, pronti per la partita tra Edera Trieste e Rinos Treviso, sempre valida per il primo turno di Coppa Italia. Oggi, no, per questa partita ci siamo io, Paolo Quinto, e io, Bianchin Daniele. presentiamo intanto i giocatori. Partiamo da cosa partiamo? No, dai, Divino. Dai Rinos, va bene. Allora,
come portieri abbiamo Rosdoci Pomarino numero 31 e Vendrame Elia al numero 77. Poi come giocatori abbiamo Bortoluzzi Edoardo numero 44, Caner Tommaso numero 56, Darin Pupel Mattia numero 91. Flora Andrea al numero 75, Florio Gabriele al numero 5, Longo Giorgio al numero 88, Palù Alessandro al numero 11, Pace Mattia al numero 55, Piovesan Davide al numero 42, Quinto Marco al numero 66. Per i giocatori dell'Edera invece abbiamo come portiere Gallessi Andrea, numero 48, Barattini Francesco, numero 42, Devon Derweid Emanuele, numero 99, Davide Samuel, o Samuel, numero 24, Obsec Enrico, numero 22, Scrimali Claudio, numero 56, Speranza Giovanna, numero 7 e Zozzoli Ruben, numero 19, il capitano. Non volevo vedere se aspettava. Facciamo un riepilogo di quello che è successo oggi qui a Treviso. La prima partita, il Treviso ha giocato contro il Vicenza vincendo 2-1. Dopodiché hanno giocato i Diavoli contro il Trieste e i triestini hanno vinto all'overtime per 3-2. Ora vediamo questa terza partita che deciderà quale squadra passerà al secondo turno di Coppa Italia tra Treviso e Edera. Se tu hai qualcosa da dire, dillo.
Lungo non è l'88. Provate a guardare perché quello che avete lui è 88 era lungo. Ha cambiato numero. 746. Ha cambiato numero. Perché perché era quello di lei, la maglia di lei. Sì. Non la vedo, non c'è. No, sì, non c'era la nera probabilmente. 46. Lungo è 46. Il tuo, quello nostro, è lungo, no 88. Se cerchi il numero 88 No, c'è scritto 88, ma perché è la partita di prima. è 46. Mancano pochi secondi all'inizio della partita, si schierano le squadre per il saluto. Si stringono la mano i due capitani, Tommaso Caner e Zozzoli Ruben. Ho finito gli argomenti. Dai. Mi pare un po'. E poi stai bene. Non ti ricordo, dai, ipotecnica. Eccoli i nostri Rhinos del Treviso pronti. Si danno il 5 dopo l'urlo. E cominciano a schierarsi. Cominciano in campo ovviamente Marino, il nostro portierone, Tommaso Caner, il capitano, Giorgio Longo col numero 46, Tommaso, Alessandro Palù, no, sbagliato, scusatemi, ho sbagliato tutto. Dicevo, Tommaso Caner il capitano, Giorgio Longo col 46, Gabriele Florio col 5 e Andrea Flora col 75. Subito in attacco, blocca il disco il portiere, ancora può parlare. Come vedi questa partita, Dani? Allora, li vedo entrambi molto agguerriti, di sicuro la superiorità numerica avrà un ruolo nello svolgimento della partita, ma si vedrà più avanti durante la partita. Ok. Intanto comincia a costruire l'Edera, sbaglia un passaggio e può ripartire il Treviso da dietro con Flora. Caner sulla fascia, passaggio in mezzo deviato col poke check del portiere. Un altro disco dietro la porta del Treviso. Subito un cambio per il Treviso. Disco uscito, l'arbitro ferma il gioco.
si ripartirà con l'ingaggio. Vediamo dove l'arbitro farà battere l'ingaggio. Chiede probabilmente al portiere se l'ha toccato. Subito bisogno di asciugare in campo, si vede che il portiere sente un po' di caldo. Eh sì, nonostante il fresco di queste giornate. Ingaggio dal centro quindi. Prova l'Eder a costruire dal basso. Passaggio mancato. Passaggio lungo per Palù. Tiro. Parato dal portiere. E continua il possesso del Treviso. Pensa al tiro, un po' fuori misura. Palucci, Darin con calma, poi un tiro da lontano a cercare una deviazione ma è troppo alto. Ricominciano da Marino. Entrano i cambi del Treviso. Vedi i numeri e la gente. Continuano il possesso. Disco fermato dal Trieste. Disco viene spazzato sugli spalti. Sembra che nessuno sia stato colpito, per fortuna. Per fortuna no. All'ingaggio va Florio e lo vince il mago di Treviso. Qui Longo, manca il disco. Contropiede dell'Edera in 3 contro 2, ma Treviso ritornano. riesce a recuperare il disco. Tiro da fuori, bloccato. Ancora, forse la tocca il portiere. Ancora disco del Treviso. Il tiro di Caner, lo para il portiere. Parte da dietro l'Edera, va sulla fascia, fermato però il giocatore dell'Edera da Flora, ne salta 2, disco rimane lì, ma ora può ripartire l'Edera in 2 contro 1, grande difesa di Tommy. Attacca qui con troppa foga forse il Treviso e perde subito il disco, ora in 2 in backcheck, ancora Tommy,
Conclusione poi del Treviso, sempre bloccato dal portiere dell'Edera. Sembra abbia cominciato bene il Treviso, che dici? Sì, molto pressione e sempre a volere il possesso del disco. L'Edera invece finora sta provando a sfruttare i contropiedi, finora bloccati da un sontuoso Tommaso Caner. Recupera un disco, sono in 2 contro 1, passaggio per Marco che non riesce però a fare su il disco. Si riparte da dietro. Ora invece recupera il disco in attacco l'Edera, però il numero 56 cerca un giocatore davanti alla porta ma non lo trova e perdono il disco. Adesso c'è Marco, bello l'appoggio per Palù, parata del portiere. Adesso Marco cerca un uomo davanti porta. Disco finisce dietro di nuovo la porta dei Linos. Cerca di ripartire, Darin al disco, cerca un'opzione. Aspetta con pazienza. Si riparte, numero 44. Tutto solo, Palù. Bella l'occasione qui per Marco, chiuso però da un difensore. Ancora un passaggio verso Marco. Cambio linea del Treviso. Qui i giocatori non si capiscono, ma riescono subito a recuperare. Lì il 75, il nome Berto è sbagliato, quindi non magari ti confondo. Contrasto sulla balaustra. Va Flora, prova a saltarne uno. Adesso da solo un giocatore del Rama viene fermato da Tommy. Tentativo di tiro per il Treviso. Bloccata senza troppi problemi in 2 tempi dal portiere. Sta facendo un'ottima prova fino adesso il portiere dell'Edera. Subito 6 tiri, alcuni anche pericolosi, ma si è fatto trovare pronto. Marino invece per ora ha subito 2 tiri. E comunque anche lui si è fatto trovare pronto quando è servito. Adesso però c'è un contropiede dell'Edera molto pericoloso, conclusione bloccata proprio da un attaccante dell'Edera. Riparte il Treviso con Palù, allarga verso Darin, in mezzo, non trova nessuno. Disco deviato da un difensore.
il tiro ancora murato, un po' di confusione davanti porta, ma alla fine il portiere dell'Edera blocca e interrompe il gioco. Si riparte. L'Edera cerca via di scampo. Ne esce molto bene. 3 contro 2. Conclusione murata da Palù. Possesso comunque ancora dell'Edera in angolo. Disco recuperato, va Edoardo Inizia il contropiede per del vie Treviso. centrali, il tiro, Marco prova a deviarlo, per poco il portiere riesce a bloccarlo anticipando Marco. Cambio linee da entrambe le parti. Ingaggio vinto dal Trieste. Flora qui subisce un colpo in testa, poi una reazione forse esagerata, commette fallo. Time out. Time out chiamato dal Treviso. Intanto il numero 75 Andrea Flora prende 2 minuti. Ingaggio in difesa per il Treviso dal lato sinistro di Marino. Adesso l'Edera avrà 2 minuti di superiorità numerica. Treviso cerca un'occasione. Adesso può gestirsi questo minuto e mezzo l'Edera. Tiro violento sul primo palo, di poco fuori. Si passano il disco i 3 più esterni dell'Edera, cercando un varco per una conclusione anche da fuori. Recupera il Treviso, cercano di spazzare, ci riesce Caner. Palù va a recuperare il disco, vuole far passare il tempo, Palù trova uno spazio, gran parata qui del portiere. Fa ancora girare il disco il Treviso.
23 secondi alla fine del power play. Ledera tenta gli ultimi tiri disperati, finisce la penalità, altro tiro deviato e si torna in parità, 4 giocatori contro 4. Subito Flora chiede il disco, il tiro, Palo. si giocano il disco in balaustra. Flora passa, prova un tiro ancora, portiere a terra, ma non riesce a trovare lo spazio, il disco finisce fuori. Grande rischio per il Trieste, con un palo clamoroso. Sì. È stata una grande occasione quella del Treviso, che ha resistito bene a questo penalty. Intanto time out chiamato da Ledera. Mancano 7 minuti e 10 secondi alla fine del primo tempo, risultato ancora solo 0-0, ma comunque tante occasioni sia da una parte sia dall'altra. Suona la fine del timeout. Si prosegue con un ingaggio in difesa del Trieste. Lotta qui, Disco recuperato dal Treviso. confusione dietro la porta del Trieste. Vediamo se l'arbitro fischia, chiede di liberare il disco. Non si sblocca ancora la situazione. Eccolo qui il disco che esce. Torna il disco in possesso dei Rhinos. Flora aspetta qualche movimento. Conclusione molto defilata, il portiere para senza troppi problemi. Ecco però un altro tiro, questa volta più pericoloso, murato da un difensore. Ora riparte Ledera. Va lungo in pressing. Se lotta in balaustra ancora, sempre dietro la porta dell'Edera. Florio riesce a dare il disco indietro. Disco dietro la porta del Treviso. Aspettano che entrino che tutti i cambi. Ragiona Edoardo. Passaggio per Palù che cerca una deviazione davanti alla porta, non la trova. Lotta in balaustra, il disco adesso è in possesso di Marco.
appoggia indietro per Darin, ancora indietro, senza fretta il Treviso, cerca un'occasione nitida. Qui l'arbitro Non si accorge del disco che finisce in mezzo ai suoi pattini. interrompe l'azione del Treviso. Perde la stecca Marco, c'è molta confusione, ma ne esce l'Edera con un contropiede che si interrompe sui gambali di Marino. Ha rischiato tanto qui il Treviso, un contropiede fulmineo dell'Edera. Marino ci mette il gambale e ci salva ancora una volta. Ingaggio in difesa del Treviso. Chiede qualcosa all'arbitro, il portiere dell'Edera. Ingaggio vinto dall'Edera. Subito si fiondano in avanti. Passaggio con una posizione molto pericolosa, tiro murato e disco spazzato verso la porta dell'Edera. 3 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo contro a un'altra azione in solitaria dell'Edera. Florio si smarca, ne salta un altro e poi viene fermato dal portiere che ci mette ancora una volta il gambale. Rimane a terra un giocatore dell'Edera e si rialza. Sembra che per l'intervento su Florio abbia subito una caduta un po' scomposta, ma si rialza senza troppi problemi. Riparte da dietro il Treviso, parte da Marino, poi Edoardo, Darin, subito un passaggio in mezzo, Marco perde l'equilibrio, non gli riesce la conclusione, ancora il Treviso, ancora Marco, questa volta manca il disco. Conclusione ancora di Palù. Bel tiro di poco fuori. Adesso Edoardo da quella posizione è molto pericoloso, ne salta 2 e poi Disco deviato dal portiere. Finisce sopra il tabellone. adesso quindi ci sarà un ingaggio in difesa dell'Edera. Palù inseguito dal numero 7. Adesso Edoardo per Darin. Darin tiro molto insidioso. Finisce di poco fuori. Poi ancora il Treviso. Stavolta Marco sul primo palo ci prova. Attento il portiere dell'Edera che blocca.
Gaggio vinto dal Trieste, esce bene il capitano, poi sbaglia il passaggio in avanti, lo recupera l'altro capitano, Tommaso Canelli, per Longo un passaggio e poi un tiro proprio di Longo. E ora si riparte con calma, sempre da dietro porta. Flora per Caner. Caner sulla fascia, appoggia indietro per Flora, salta un giocatore, gira intorno alla porta, cerca un compagno da servire, poi pensa alla conclusione, conclusa sull'esterno della rete, possesso sempre di Flora, tenta un passaggio alto per Caner, poi contropiede, fermato ancora dalla difesa del Treviso. Longo si disinteressa del disco, può quindi concludere l'edera, ma il disco Finisce alto. anche parecchio. Bellissimo passaggio per Darin, deviazione di poco fuori dallo specchio della porta. Ancora Darin sul primo palo, ancora Darin, come nella prima partita, sempre il numero 91. Esulta la tifoseria del Treviso, Che si fa sentire anche sulle balaustre. Segnato da Rin a soli 6 secondi dalla fine. ed ecco la sirena, Finisce così il primo tempo per 1-0 per il Treviso. si conclude nel migliore dei modi per i trevigiani questo primo tempo. Ci vediamo tra 9 minuti e 38 secondi per l'inizio del secondo tempo.
È già acceso? Prova, prova. Mancano 30 secondi. Ah no, vai tu. Mancano 30 secondi all'inizio del secondo tempo. La situazione è 1 per gli ospiti, Rinos Treviso, e 0 per i locali. Etria Trieste. Sì. Abbiamo intanto niente. Avevamo la portella dell'Under 12, ma invece ci accontentiamo. No, dai, siamo comunque felici di avere di nuovo Luca. Ciao Luca. Ciao! Subito tiro dell'Edera Trieste, sparato subito da Marino. Una caramella in e prima di venire qui ho scherzato anche te. Trieste cerca opzioni per uscire da dietro porta. Disco intercettato da Flora. Prova a ripartire il Treviso, ci sono pochi spazi. Flora tenta comunque un passaggio. Attenzione a Florio, era in una buona posizione. Tiro comunque che si conclude fuori dallo specchio, ma di poco. Disco spazzato dietro la porta del Treviso. Occasione per fare entrare i cambi. Prima ho sbagliato a dire gli anni, ce ne ho 9 non ce ne ho 8. Non se ne accorgerà nessuno. Tanto non mi conosco. Tentativo di passaggio in mezzo deviato dai difensori. Disco spazzato verso la metà campo del Treviso. Lo recupera Darin. Marco da per solo. vie centrali, il tiro, poi il tap-in, ma il disco non entra. Traversa colpita da Edoardo. Per un pelo. Questa era davvero pericolosa, se rimbalzava pochi millimetri più sotto era dentro. Adesso prova a ripartire il Treviso, comunque con calma, ci sono 3 difensori dell'Edera, Palù passa in mezzo a 2, poi torna indietro. Darin calma le acque, ragiona. Il Treviso non ha fretta. Adesso Longo passa in mezzo a 2, Longo, tiro sopra la porta. Passaggio per il capitano Tommaso Canelli. Treviso cerca di ripartire da dietro. Passaggio a Flora. Longo cerca di tagliare, ma il passaggio viene intercettato da Celestino. Contropiede del Trieste fermato dal capitano. 2 contro 1 per il Treviso. Palo clamoroso. Palo di Flora. Non era Flora. Mi suggerisce Daniele che non era Flora. Chi era? Longo era. Sì, probabilmente deviato da Longo. Aspettano i cambi i giocatori del Trieste. Hanno comunque ancora 16 minuti, non vogliono forzare troppo l'azione.
Passaggio in avanti per il numero 22. Bloccato da Flora. 2 contro 1. Adesso Flora! Tiro sul primo palo per Flora. Bloccato sicuramente dal portiere. L'arbitro si trova in mezzo all'azione. Attenzione perché Florio è davanti alla porta da solo, però Flora preferisce andare indietro verso Caner, che poi a sua volta va indietro verso Garin e si riparte da dietro la porta del Treviso. Entra Marco Quinto. Entra poi anche Edoardo al posto di Tommaso. Conclusione di Darin. In sicurezza il portiere del Trieste. Adesso Marco recupera il disco, se lo alza il tiro, manca il disco, poteva essere un gran gol questo. Stile baseball. Esatto. Diciamo che conoscendo il giocatore posso dire che spesso cerca questa conclusione, gli capita di provare queste giocate. Adesso ancora Marco! Gol! Toe drag shot che va sul secondo palo. Il portiere rimane immobile. Grandissimo gol, preciso e potente. Si trovava comunque, vediamo dal replay vediamo che non aveva pressioni da parte del difensore, si sposta il disco, il portiere destabilizzato non riesce a bloccare la conclusione. 2-0 Treviso. A 14 minuti dalla fine del secondo periodo. Ledera cerca di riprendere il disco, ci riesce. Adesso sicuramente Ledera proverà a spingere di più, perché se prima la distanza di gol era una sola e c'erano 16 minuti di tempo, adesso i minuti sono 14 e i gol da recuperare sono 2. Piovesan a recuperare il Intervento molto duro di Piovesan, giudicato comunque regolare. Poi Edoardo prova la conclusione, molto a lato. disco, passaggio per Palù. Forse un po' troppa fretta del Treviso, infatti Palù rallenta i ritmi. Contrasto in balaustra tra Apache e un giocatore del Trieste. Esce bene Mattia, accompagna l'azione di Florio. Florio torna indietro, non ha spazio e cerca allora rifugio dietro la porta. Adesso Flora ne salta uno. Flora, conclusione, parata incredibile, poi il gol non viene convalidato. Si fa male un giocatore, Mattia Pace, rimane a terra ma ora si alza, ok, non si è fatto nulla. Probabilmente per uomo in area il gol non è stato convalidato. C'erano molti giocatori all'interno dell'area del portiere. Ingaggio in difesa del Trieste. Ingaggio Vinto dal vinto dal Treviso. Treviso. Oh, scusami. Ingaggio nuovamente vinto dal Treviso. Torna indietro Flora.
temporeggia dietro porta. Si fanno vedere intanto i giocatori del Treviso. Ora Flora ormai da circa 10 secondi dietro porta. I giocatori del Trieste non fanno pressione. Esce il Bel disco. passaggio, però ottimo intercetto del difensore del Trieste. Ora il numero 22 riparte. Va per il 19, poi il tiro molto alto Che va a finire sulla parete del del palazzetto. palazzetto, esatto. Salta completamente la rete protettiva del campo. Ingaggio in difesa del Treviso. Bloccato dal portiere. Ancora 11 minuti e 30 alla fine del secondo tempo. Prova un'azione il Treviso. Darin al disco. Prova a servire Marco, che però non ci arriva. Il Trieste riparte con il numero 99. Passaggio in mezzo, impedito dai difensori del Treviso. Disco dietro porta del Treviso. Si riparte. Palù prova ad andare solo. Grandissima parata del portiere qui. Adesso Marco e Edoardo tengono il disco in angolo, vincono il contrasto contro i difensori dell'Edera e poi tornano indietro da Darin. Palù. Ancora Darin, non si capisce con Palù, che però riesce comunque ad arrivare al disco. Riparte il Treviso, campo aperto. Palù prova la conclusione, ben murata dal difensore. Adesso Edoardo potrebbe pensare alla conclusione, invece torna indietro. Il coach chiama cambio. Il Treviso riporta dietro porta il disco. Occhio qua. Qui il Treviso rischia 5 uomini in campo, ma l'arbitro non dice nulla e Flora prova una conclusione a lato, poi ancora di nuovo a lato. Ora c'è il contropiede dell'Edera, Longo torna molto rapido, poi Florio evita un difensore, Florio il tiro, Chi finisce il di portiere è poco. rimasto immobile, poi tenta un intervento per me molto pericoloso con la stecca. È arrivata dritta sulla visiera del giocatore. Esatto, poi tiro, grandissima parata. Disco che finisce alto, fuori. Non gli si può comunque dire niente a questo portiere che sta facendo un'ottima prestazione, grandissime parate. Capitan Caner rimprovera Florio che si stava un po' lamentando per quell'intervento del portiere. Time out chiamato da crediamo l'Edera, ma non abbiamo visto bene le gestualità dell'arbitro.
per finire il time out. Suona la sirena, sta per ricominciare il secondo tempo. Intanto aggiorniamo i dati al referto. Tiri del Treviso 29 verso la porta dell'Edera con 2 gol, mentre i giocatori del Trieste hanno fatto solo 9 tiri verso la porta di Marino. Disco recuperato dal Treviso. Passaggio per Tommaso Caner. Evita 2 difensori, va sulla fascia, conclude sulla pancia del portiere che blocca. L'arbitro fischia l'ingaggio in difesa del Trieste. Ingaggio vinto dal Trieste. Escono sul lato destro del portiere del Trieste. Numero 99 arriva fino dietro porta del Treviso, continuando a mantenere il possesso del disco. Passaggio per il numero Gran 22, tiro. deviato il tiro. Provano i giocatori del Treviso a proteggere il disco, si sposta la porta e finalmente direi l'arbitro fischia. Ormai con la porta spostata anche considerevolmente. Approfitta intanto il Treviso. Tanto però vediamo che l'arbitro ha dato fallo a Marco Quinto del Treviso, 2 minuti, lo vediamo parecchio nervoso in panca puniti. Perché è stata apposta. L'arbitro ha dato fallo a Marco per spostamento, per aver spostato di proposito la porta. Tommaso Adesso Caner però- solo con il numero 42 del Trieste. Si fa vedere Edoardo, numero 44. Protegge il disco Edoardo, poi lo alza cercando un compagno, trova Palù. Anche Palù va in protezione del disco, Contrasto vogliono sulla far palla. scorrere. Scusa, dai. Scusa. Ah, ok. Disco spazzato via. Recupera il numero 42 del Trieste. Passaggio, tentano il passaggio davanti alla porta. Tiro parato da Marino. Il 99 Palo. cerca una conclusione che finisce sul palo. Palo interno, se non ho visto male, mi puoi confermare. Sì. Quindi molto pericoloso. Continua ad avere il possesso del disco il Trieste. Fa girare. Ancora tiro murato da Caner. ...24 secondi alla fine del power play. Trieste continua a fare pressione e a tentare dei tiri. Recupera il disco il Treviso che cerca di far passare il tempo, poi cerca un contropiede. Caner a campo aperto, va dietro porta, lascia che entri il quarto giocatore, eccolo, si torna in parità numerica. Marco viene subito pressato, esce molto bene. Passaggio un po' lungo per il numero 44.
Ottimo intercetto di Caner. 3 contro 2. Edoardo! Gol! E c'è gol! Tenta in un primo momento la deviazione, poi riesce a ribalzo sul gambale del portiere e riesce a buttarlo dentro. Hai detto bene, speriamo si sia sentito, perché qua gli animi sugli spalti sono molto caldi, non sappiamo nemmeno se ci sentite. Si fa sentire la tifoseria del Treviso, come prima, sulle balaustre. Nel dubbio, Dani, puoi ripetere l'azione guardando il replay? No, è finito il replay. Commentaci questo gol. Allora, è stato effettuato un passaggio con il tentativo di deviazione del numero 44. La deviazione ha poi rimbalzato sul gambale del portiere dell'Edera ed si è infine conclusa l'azione con la rete del Treviso. Esattamente, ottimo intervento del portiere dell'Edera, che però sul rebound non può nulla. Adesso riparte il gioco. 3-0 Treviso, quando mancano 5 minuti. Tommaso Ecco tenta però un di errore saltare di l'uomo. Tommaso. Il disco Si rimbalza salva. sulla stecca di Flora. Si salva ancora una volta il Treviso. Florio prova un ottimo appoggio, che però viene mancato da Flora. E però no, Risulta troppo presto Flora. tiro di Flora che pensava di aver segnato, invece si era concluso sulla rete esterna. Aveva ingannato anche me. Treviso riparte lentamente dietro porta. Flora si riesce a liberare del marcatore. Avanza sulla fascia, guarda l'uomo davanti porta, poi Tenta di sorprendere il portiere. tenta sì una giocata diciamo Da dietro porta. sì, che non riesce. Comunque è una giocata difficile, il portiere attento. Riesce a bloccare il tentativo di gol. Mancano 4 minuti e 11. Ingaggio in difesa per il Trieste. Recupera il disco il Trieste. Arriva una steccata addosso all'arbitro, poi il Treviso quasi recupera il disco. Grande deviazione qui, non so se del portiere Marino o di un difensore. Ancora però l'Edera, stavolta è proprio Marino però a parare, ma poi Deviazione del portiere sul lato sinistro. Viene poi recuperato il disco dal Trieste e messo dentro la rete. con un tiro raso terra sul secondo palo, questa volta Marino non ci arriva. Viene violata l'imbattibilità di Marino in questa partita. Treviso che comunque ha un vantaggio di 2 gol quando mancano 3 minuti e 46. L'unica cosa da fare è non abbassare la guardia, mantenere la concentrazione. Ingaggio vinto dal Treviso, il Trieste cerca di recuperare il disco. Adesso Flora pensa alla conclusione, cerca la deviazione di Longo che non arriva. Ancora Flora, alza il disco sopra la porta, tenta una giocata che ci saremmo ricordati per tanto tempo se fosse riuscita. Passaggio mancato per il numero 7 del Trieste. Florio va in pressione. Riesce a mantenere il controllo del disco il Trieste. Attenzione perché Longo sporca un disco, poi Florio prova a recuperarlo ma viene fermato. Proprio davanti porta. Esattamente, viene però fermato da 2 difensori del Trieste. Ora riparte proprio l'Edera col 99 sulla fascia. Tommy Caner
c'è l'uomo solo, Marino! Marino salva ancora una volta Parata di Marino. grande esulto della folla, quasi come se fosse un gol. Cosa davanti e loro fanno gol, dimmelo perché qui davanti non lo vedo e fanno sempre chiaro. Vero che no? Questi ultimi 2 minuti. Time out chiamato dal Trieste. Per provare l'ultimo assalto. 2 gol da recuperare in 2 minuti e mezzo. Sappiamo che comunque non è una cosa impossibile, quindi il Treviso deve mantenere l'attenzione. I giocatori del Treviso rientrano in campo. Suona la sirena, il tempo riparte. Ingaggio in difesa del Treviso. Probabilmente l'Edera proverà anche a togliere il portiere in questi ultimi minuti. Vedremo un po' come si evolverà. Attacca il Treviso, intervento giudicato scorretto dall'arbitro del numero 22 dell'Edera che si lamenta. C'è stato un intervento in balaustra che si è concluso con il fallo a favore del Treviso. Quindi 2 minuti di power play per il Treviso. Primo power play per il Treviso. In questa partita. Vediamo quindi come gestiranno la superiorità numerica contro i 3 difensori del Trieste. Conclusione pericolosa sul primo palo. Questa azione il Treviso ha trovato molti spazi. Eccone altri ancora più ampi. Palù si porta 2 difensori a spasso. Tenta un passaggio per Edoardo, un po' troppo lungo. Peccato perché era completamente solo il numero 44. Adesso Flora. Tentativo di Conclusione tiro. sullo scudo del portiere. E ci riprova il Trieste. Treviso gestisce, manca 1 minuto alla fine della partita. Eccolo Palù tutto solo, si perde il disco, però ancora Edoardo e poi Palù, grandissima parata del portiere che blocca con la pinza. Peccato, un'ottima occasione di poco. Doppia occasione anzi. Salvata dal portiere. Davvero un grande intervento del numero 48. ...40 secondi alla fine del secondo tempo. Caner si perde il disco. Continua a lottare, non molla.
anche in angolo, dietro Treviso porta. cerca di salire. Lo recupera con tutta l'aggressività che ha in corpo. Adesso il gol! A 17 secondi dalla fine, gol di Flora. E questo gol possiamo dire che è la pietra tombale sul Trieste. A 17 secondi dalla fine, come hai già detto, 4-1, gol di Flora, 2 contro 1. Possiamo vedere Darin per Flora, che poi conclude solo davanti al portiere. Difensore spiazzato. Vediamo tra l'altro che mancava un secondo alla fine del penalty del Trieste. Si riparte, ingaggio vinto con Trieste. Passaggio in alto per Pace. Mattia Pace prova ancora a cercare un gol. Hanno ancora fame quando mancano pochi secondi e finisce. Grande partita del Treviso, 4-1. E i trevigiani si guadagnano il passaggio al secondo turno di Coppa Italia. Esultano tutti gli spettatori, i giocatori si battono al 5. Vediamo anche coach Rizzotto che dal 5 ai suoi giocatori congratulandosi. E poi il saluto finale con gli avversari. Che comunque hanno dato un'ottima prova. Adesso si preparano i giocatori del Treviso per il solito giro di campo. Testa il portiere. E vanno a salutare i loro tifosi. Tutto il pubblico che batte il 5 ai giocatori, il pubblico del Treviso. Grande festa oggi a Treviso perché questo passaggio del turno conta tanto per la squadra che vuole puntare ad andare più in fondo possibile. Magari scontrandosi anche con alcune squadre di Serie A, chi lo sa. Finisce quindi questo streaming, vi salutiamo. Vi saluto Daniele e Paolo. Dani, vuoi salutare qualcuno? Saluto chi ci guarda. Ringrazio per la pazienza, essendo la mia prima esperienza come telecronista. Ti chiediamo scusa a entrambi se ci sono state alcune imprecisioni, ma sono le Grazie di nostre averci prime guardato. esperienze. E ci vediamo alla prossima partita.